Castello della Mesola. Bello, Castello della Mesola. Poi mi piace il fatto, guarda, tutti i portici, è ancora abitato, è ancora vissuto e sì che ha una storia incredibile. Il castello è imponente, castello e delizia, perché l'hanno fatto gli Este, siamo alla fine del Cinquecento, Alfonso II d'Este. Gli Este hanno punteggiato la pianura padana e la loro zona di queste delizie che erano in parte delle fortezze. Difatti questo castello aveva attorno 12 miglia di mura e in parte invece così delle residenze di campagna dove venivano a fare le feste, in questo posto che è davvero particolare perché Mesola deriva da media insula, siamo proprio una terra di mezzo, una terra di confine tra la terra e l'acqua, ma anche confine tra l'Emilia e il Veneto. Il castello con le sue 4 torri, con le sue mura, casino di caccia tra l'altro, è stato realizzato dall'architetto Giovan Battista Aleotti. Aleotti? Dove ho già sentito questo nome, Aleotti? Ma dai, è lui! È lui, è sempre quell'architetto militare del Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, dai, ha fatto tutta la piazza, non solo, ma ha fatto dei teatri a Ferrara, ha partecipato alla costruzione della fortezza di Ferrara, ma era agronomo, era cartografo, era scenografo, ha studiato il Po, ha studiato le fogne e le fontane. Ma sono delle figure tipiche del Rinascimento queste, cioè questi tuttologi che facevano tutto loro con questa cultura contaminata con tutto, l'architettura, l'agricoltura, il teatro, l'arte. Questo è un altro dei segreti della pianura padana. Qua c'è tutto concentrato, mescolato. Castello della Mesola anche all'interno è un luogo di mezzo, le biciclette dei turisti e qua i musei. Simona, è un posto storico, Certo. però c'è qualche novità tecnologica. Certamente, il castello oggi è completamente accessibile a tutti, ogni piano del castello è visitabile e anche la parte esterna, anche il borgo esterno è tutto accessibile. A questo i d'Este non ci avevano pensato.